l'obiettivo è stato duplice. Da un lato realizzare due sculture, questa che si trova nella villetta comunale della Santissima Trinità qui al Bevaio e un'altra in un'altra villetta poco distante, e abbiamo realizzato due opere d'arte. In una è raffigurato un pastore, simbolo della nostra tradizione agropastorale, e in un'altra è stata realizzata un'aquila, proprio simbolo del richiamo alle origini storiche di Geraci. Entrambe le sculture sono state realizzate da un artista madonita, Mirko Inguaggiato, a cui va il nostro plauso. Quindi la scelta dell'amministrazione è stata da un lato una scelta ecologica di rispetto dell'ambiente e dall'altro lato rendere più bello, migliorare l'arredo urbano con queste due sculture. Sono qui alla villetta della Santissima Trinità di Geraci Siculo e questa è proprio una scultura che rappresenta un pastore. È un po' il simbolo di Geraci, perché qui da noi i pastori hanno una storia secolare e sono anche il simbolo di tanti anni di lavoro, ma non solo, anche di preghiera e di ricchezza proprio per il tessuto sociale. Qui i nostri pastori, tra l'altro, sono anche molto abituati da anni a lavorare il legno, quindi sicuramente questa figura rappresenta la pastorizia, ma rappresenta anche l'arte pastorale, perché tanti dei lavoratori costruiscono anche i collari in legno, gli utensili che servivano per la pastorizia, e tuttora ci sono anche alcuni giovani pastori che continuano a lavorare e decorare questi collari. Ma c'è anche tanta poesia dietro, perché noi a Geraci abbiamo avuto anche la fortuna di avere un poeta pastore che è morto qualche anno fa, Benedetto Maggio, che usava spesso appoggiarsi al bastone, guardare la natura e poi ritornare nella sua casa a scrivere. Ci ha lasciato anche una bellissima raccolta in cui ha racchiuso un po' la magia di questo essere pastore. A Geraci in particolare abbiamo due feste legate alla pastorizia. Una si svolge ogni 7 anni ed è la Carvaccata di Vistiamari, durante la quale i pastori a cavallo sfilano per le vie del centro abitato la terza domenica di luglio, anche indossando degli abiti particolari della tradizione, portando in mano i chirchi, che sono una sorta di ombrelli anche decorati con i merletti che vengono realizzati dalle donne locali, e dove troviamo appese anche le caciotte, che qui sono state riprodotte pure in legno. E un'altra invece è la festa della transumanza, che si svolge ogni anno, quasi sempre la terza domenica di maggio o comunque nei giorni a cavallo al 24 maggio. E questa è una festa che come comunità abbiamo voluto pensare per attrarre i visitatori qui a Geraci e guardare una pratica che c'è da anni, che nessuno ha inventato, ma che esiste, appunto legata alla pastorizia. In quell'occasione i visitatori che arrivano possono vedere proprio le mandrie che attraversano le vie del paese e poi degustare anche i prodotti tipici. Ci troviamo di fianco al re dei rapaci. Rapaci che si legano all'identità di questo paese forse nell'elemento che più la connota, in questo caso intendo il nome. Hierax, infatti, dal greco, sta a significare proprio questa accezione, questa sfera semantica. E i rapaci si sono legati a Geraci nel corso della storia e hanno avuto e hanno tutt'oggi delle manifestazioni simboliche. Oggi le rielaborazioni che se ne hanno comprendono soprattutto l'ambito commerciale, ma anche quello sportivo. Non dimentichiamo che l'Aquila è stata anche stemma del comune di Geraci Siculo. Ma pensando a queste attività si possono prendere come esempio la locanda del Falconiere, o il ristorante Hierax, o ancora il rifugio dell'Aquila. Non va trascurato poi infine l'arte della caccia alla vittoria. In questo caso mi riferisco allo sport, alla squadra del Geraci, ed è quasi scontato dire che il nostro stemma riporta l'aquila e i nostri calciatori sono appunto le aquile. Ah, c'è scritto? Ma come l'ha scolpito? Allora, prima io con il motosega e ha tolto, diciamo, la parte più grossa, l'ha sgrossato come si suol dire. E poi, secondo me, l'aquila è stata più difficile da realizzare.
Mannaggia. Salute. Tipo un coltello, Ah, cosa? Paletta. Paletta. uno scurbio. Prima diciamo... Si capisce che da monaco più che altro. Sì, potrebbe un po' richiamare un frate. Scusi, seguirà a fare. Io lo poteva capire che non siamo sempre là. Infatti, siamo sempre puntati. Mamma diceva, va bene per conto pronto. Sì. Sì.